Lo dico per gli over 60 o gli over 80, la terza dose protegge anche da questa variante Delta Plus. Attenzione elevata in tutte le strutture sanitarie per la nuova variante del coronavirus. Dalla regione al momento però nessuna conferma sulla presenza in Veneto. Ci sono settori e quindi noi stiamo facendo le nostre indagini. Oggi non possiamo esprimerci ancora su una circolazione di una nuova variante, sull'impatto di una nuova variante, quindi non vogliamo assolutamente spaventare nessuno, spaventare i cittadini. Continuiamo con la campagna di vaccinazione che comunque ci protegge, ci permette di tornare alla normalità. Veneto invece è sempre più vicino all'immunità dal Covid. Noi oggi siamo a un 84,2% delle persone vaccinate o che si sono prenotate. Abbiamo capito che oggi si parla di un 90% per una maggiore sicurezza, quindi dovremmo fare l'ultimo miglio. Questo grazie al continuo aumento delle vaccinazioni, che vede in testa tra le ULS regionali quella della Marca Trevigiana. Circa 500 vaccinazioni, 600 al giorno di prime dosi. Stiamo anche implementando la terza dose, la booster come si chiama, come si suol dire, quindi sta andando bene, speriamo che questo movimento positivo continui. Con questi dati l'obiettivo dell'immunità di gregge potrebbe essere raggiunto entro fine anno. Noi ci proviamo, ci stiamo impegnando, partirà anche la campagna con i medici di famiglia per quanto riguarda l'antinfluenzale terza dose, ma loro potrebbero anche intercettare quelle persone che sono spaventate, che hanno ancora qualche dubbio e quindi noi ci contiamo, quindi passo dopo passo raggiungere anche questo 90, se non sarà il 90%, ma avvicinarci molto.